Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Consiglio dei Ministri licenzia Massimo Scura la sanità nelle mani dell'ex generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli. I comuni rischiano il commissariamento, termine perentorio l'11 dicembre per il passaggio agli ATO. C'è il pericolo rincari delle tariffe e danni ai cittadini. Le voci degli imprenditori che scommettono sul centro storico di Cosenza. Appello alle istituzioni, stateci vicini. Avrebbe sottoscritto a sua insaputa un contratto per l'installazione di pannelli fotovoltaici dal valore di 24.000 euro. Una donna denuncia per truffa un'azienda veneta. Il giorno dell'Immacolata introduce nel clima natalizio l'insegna della tradizione. In svantaggio pochi secondi, il Cosenza non riesce a rientrare in partita e perde malamente al picco di La Spezia. Turno di riposo per il Crotone. Domani in programma le partite Serie C, Rende, Catanzaro e Regina impegnati in trasferta. La Vibonese ospiterà il Siracusa. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque finisce l'era scura per la sanità calabrese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato il commissario, adesso il nuovo commissario è Saverio Cotticelli, che è un ex generale dei Carabinieri. Sentiamo. Questa volta Massimo Scura non ce l'ha fatta. Non è riuscito a farla franca, a farsi apprezzare dal governo giallo-verde, quando pensava di aver evitato l'arrivederci, visto che della sua cacciata non se ne parlava più. È arrivata la mazzata. Il Consiglio dei Ministri, che più volte non aveva inserito la pratica Calabria tra le cose urgenti da trattare, ieri sera, a sorpresa, ha deciso che era giunto il momento per rimodulare l'ufficio del commissario. Il sentore che qualcosa stava accadendo lo si è avuto nel tardo pomeriggio, quando Oliverio riceve una strana convocazione, l'invito a recarsi a Roma, e ciò accadeva alle 18 con un appuntamento fissato per le ore 20. Ora, se non è una presa in giro, poco ci manca, per il semplice fatto che è praticamente impossibile pretendere che in un lasso di tempo assai breve, appena 2 ore, il Presidente della Regione avrebbe potuto ottemperare alla richiesta di un invito del governo. È la ciliegina sulla torta di una vicenda che si è trascinata per oltre 2 anni, nel corso dei quali Oliverio ha chiesto ciò che non gli è stato mai dato. Adesso si ricomincia, con l'indignazione del governatore, che vede sedere sulla poltrona della sanità calabrese un'altra figura scelta da Roma. Sarà dunque un ex generale dei Carabinieri, Saverio Cotticelli, a manovrare il timone di un settore che al momento produce solo criticità. Cotticelli sarà coadiuvato da una vecchia conoscenza, Thomas Schell, già in sella durante la gestione Loiero. A loro il compito di recuperare il recuperabile e possibilmente guardare avanti con fiducia. Allora punto e a capo. Sarà interessante vedere come reagirà Oliverio. Dialogo o chiusura totale? Lo sapremo presto. Parliamo adesso di rifiuti perché i comuni rischiano il commissariamento, termine perentorio l'11 dicembre per il passaggio agli ATO e c'è il pericolo dei rincari delle tariffe ai danni appunto dei cittadini. Si complica la questione rifiuti in Calabria. Per i comuni calabresi infatti il commissariamento potrebbe essere alle porte, già perché la competenza è passata agli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, ma entro l'11 dicembre i consigli comunali dovranno ratificare il trasferimento dei contratti dalla regione, altrimenti subentreranno i commissari. C'è preoccupazione tra i sindaci anche perché sono state rilevate delle criticità di carattere tecnico ed economico. Il presidente della nostra ATO della provincia di Cosenza, il sindaco Manna, ha chiesto al presidente Oliverio di presiedere un tavolo istituzionale con gli altri presidenti proprio per affrontare la complessità tra l'altro di un passaggio che si dovrà fare appunto di carattere soprattutto tecnico ed anche direi in particolare economico. Le discariche in Calabria sono ormai sature e i rifiuti andrebbero all'estero e l'arrivo di un commissario potrebbe determinare l'aumento delle tariffe e vanificare gli sforzi fin qui fatti, come accade a Castrolibero, centro alle porte di Cosenza, dove la differenziata è arrivata all'80%. Vanificare questi sforzi e vedersi delle tariffe più alte sarebbe una grande sconfitta. Molti dunque ancora i dubbi e le perplessità. I tempi sono stretti all'11 dicembre,
mancano appena 3 giorni. Mi auguro, anzi sono certo che il Presidente Oliverio presiederà questo tavolo istituzionale per proprio risolvere queste problematiche. Ad esempio la Calabria deve avere un ecodistretto, è impensabile che i nostri rifiuti debbano essere trasferiti all'estero e non si trovino delle soluzioni all'interno che ci possano, come dire, far capire che il rifiuto, oltre ad essere una risorsa, fa parte di un'economia circolare che deve essere gestita dalla Regione Calabria. Adesso parliamo del centro storico di Cosenza. Nonostante i tanti problemi e il degrado, c'è chi scommette sulla bellezza e sul rilancio della parte vecchia della città abruzia. Naturalmente gli imprenditori chiedono anche alle istituzioni, ma non solo, ai cittadini anche di stare vicini a questi tentativi di ripresa. Viaggio nel centro storico di Cosenza tra imprenditori e artigiani che nella parte vecchia della città hanno pensato che la storia e la bellezza delle pietre consumate dal tempo possa generare economia. L'appello è ad investire qui. È arrivato il momento anche di fare un appello agli imprenditori sani di questa città e anche della regione di venire ad investire qui perché c'è grandissimo potenziale di sviluppo. A penalizzare il centro storico c'è anche un pregiudizio dilagante, una paura che chi vive e lavora da sempre su Corso Telesio dice non ha motivo di esistere. Faccio un invito a tutti gli amici, anche i cosentini stessi, che temono di venire al centro storico, magari per un luogo comune. Qualcuno dice che è un covo di drogati, un covo di ladri. Non è assolutamente vero, è un covo di persone per bene. Purtroppo non aiutiamo questi luoghi comuni a ghettizzare ancora una volta il centro storico. Da soli si tira avanti, si chiede dunque maggiore attenzione da parte dell'amministrazione. Con un po' di aiutino dell'amministrazione, è necessario che ci danno agio, che ci ascoltano, vediamo quali sono le nostre esigenze, eccetera eccetera. L'idea molto diffusa tra chi ha scelto il centro storico è quella di caratterizzarlo con le botteghe. Le pietre di questa parte della città proprio trasmettono la storia, il patrimonio e la cultura di questa città, quindi mi piacerebbe se altre attività s'aprissero di alto artigianato, di botteghe d'arte. Sarebbe secondo me il contesto giusto. Non c'è rassegnazione, qui soprattutto nei vicoli si vive la contaminazione di più culture, la delusione di promesse e progetti mai realizzati. Oggi però il vento, dice il presidente della provincia, è cambiato. Può essere rilanciato sicuramente su fatti fisici e di recupero architettonico, sismico di tutti gli edifici, ma specialmente rilanciando la cultura nel centro storico e valorizzando i luoghi culturali, ce ne sono tanti, c'è la biblioteca civica, c'è la provincia, c'è il Rendano, c'è il Convitto, c'è tutto il complesso di Santa Chiara, bisogna riempire questi luoghi di cultura. Io sono convinto che lo snodo è lì, insieme alle altre cose, utilizzando bene anche i 90 milioni di euro che il ministro Franceschini ha inserito in un piano per il centro storico di Cosenza. Però lo snodo, io ne sono convinto, è la cultura. Torniamo a parlare del cimitero internazionale dei migranti perché oggi ha protestato Franco Corbelli davanti al comune di Tarsia, davanti al municipio, per il mancato inizio dei lavori. Il leader del Movimento Diritti Civili ha reso noto che con indignazione è denunciato che per una semplice firma, avendo già il soggetto in questione sottoscritto 6 mesi fa per scongiurare l'esproprio, l'accettazione di indennità per la cessione del suo terreno, del proprietario di uno dei 3 lotti di terreno su cui dovrà sorgere il cimitero internazionale dei migranti, il Comune non può iniziare i lavori della grande opera umanitaria per dare dignità alle vittime dei tragici naufragi. Adesso basta, dice Corbelli, è grave e scandaloso che dopo una lunga, ininterrotta battaglia che porta avanti da oltre 5 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, con il sostegno anche della Regione, non si sia riusciti a dare inizio ai lavori per la creazione di questa importante opera umanitaria. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi.
Una 36enne di Catanzaro ha denunciato una ditta veneta che si occupa di energie rinnovabili attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Gli agenti di vendita, ha spiegato la donna, fanno sottoscrivere una proposta di adesione per l'acquisto di un impianto fotovoltaico senza precisare che si tratta di un vero e proprio contratto di acquisto, e così il 24 maggio dello scorso anno la vittima del raggiro ha ricevuto una telefonata della banca che le comunicava che aveva sulle spalle un finanziamento da 24.000 euro da estinguere in 10 anni con rate da 196 euro al mese. Adesso la donna ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Catanzaro. Ad Escava Minori, online, arrestato dalla polizia di Reggio Calabria un 42enne, le vittime credevano di chattare con un coetaneo, invece venivano ricattate per ottenere favori sessuali. L'uomo, un insospettabile operaio della provincia reggina, è accusato adesso di violenza sessuale su minori, prostituzione minorile, stalking, detenzione di ingente quantità di materiale pornografico prodotto con l'utilizzo di minorenni. Gioco d'azzardo, 6 slot illegali con il denaro contante all'interno sono stati sequestrati all'interno di un circolo privato di Corigliano Rossano dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato una persona con l'accusa di frode informatica ed esercizio abusivo dell'attività di gioco. Un incendio sulla cui natura sono in corso accertamenti ha distrutto nella notte a Guardavalle, nel Catanzarese, una Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno impedito il propagarsi delle fiamme. Cacciavano in un'area protetta a Longobucco, nel perimetro del Parco Nazionale della Sila. 3 persone sono state denunciate, sequestrate le armi, 3 fucili calibro 12 col munizionamento e un esemplare di beccaccia abbattuto da poco. Si chiama Facce da Facebook, è il nuovo libro di Attilio Sabato, il nostro direttore, che ha analizzato il mondo dei social, l'influenza che hanno i social e il rapporto che si crea appunto fra informazione, politica e questi nuovi strumenti. I politici più in vista della Calabria che rapporto hanno con i social, come interagiscono con la gente e su quali tematiche? È uno spaccato interessante ed originale quello che scaturisce da Facce da Facebook, la Calabria nei social, il nuovo libro di Attilio Sabato, giornalista avvezzo alle analisi politiche, che si è fatto coadiuvare nelle ricerche dalla sociologa Deborah Cilio, pescandone i dati di Demoscopica. Nel volume edito da Pellegrini, alla cui presentazione ha partecipato anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti calabrese, Giuseppe Soluri, sono analizzati molti post, ben 20.000, che i politici nostrani hanno pubblicato, con le relative discussioni che hanno generato. È un tentativo di leggere cosa avviene nella pancia del web in Calabria, un rapporto tra cittadini e amministratori, un modo per restituire al lettore come dire, un'istantanea di un mondo che è totalmente cambiato attraverso i social che hanno contribuito proprio a far saltare il banco, a riscrivere le nuove regole della comunicazione. E ancora naturalmente tutto in divenire, il rapporto che c'è tra i vecchi mezzi tradizionali e i new media, questo incontro, scontro, questa cannibalizzazione reciproca. L'analisi affronta anche la realtà e la percezione delle informazioni. Sui social, infatti, domina l'apparenza, spesso a scapito della sostanza. La Calabria risponde a quelle che sono le istanze del nuovo che avanza, no? Lo fa magari con qualche annetto di ritardo, ma è presente, infatti nella rete, la rete pulsante, propositiva, non sempre lineare, non sempre rispettosa, ma c'è. In questi giorni sui social abbiamo visto tanta gastronomia natalizia, perché le feste sono anche questo, sono fatte da gastronomia. Con l'Immacolata si apre un rito che a tavola in Calabria è rispettato ormai da secoli. E dunque andiamo a Cosenza ad assaggiare con la gente comune le prelibatezze del Natale. Noi le chiamiamo cullurielle, hanno detto a Crese. Poi a Cosenza qua li chiamano cudduriegge, non lo so, vecchiarelle, noi chiamiamo vessinelli con la lici, e poi sono i panzarotti, con la mortadella, facciamo un po' di tutto. Chiamateli come volete, ma questo simbolo tradizionale per le festività natalizie dei cosentini metterà d'accordo tutti i palati, dai più esigenti ai meno sofisticati.
Gli ingredienti sono semplici e non servono grandi chef per ottenere l'impasto giusto e friggerlo in padella. Sono fatte con patate, farina, sale, lievito, questo è tutto addosso che ci mettiamo. Da quanti anni li fa? Io li faccio parecchi anni, quindi da piccola con mamma, papà, quindi mi sono imparata con loro. Patate o no? Poche, noi ad acre ne mettiamo poche. C'è una percentuale, mettiamo il 10% ogni chilo. C'è chi li preferisce semplici o con le alici, tutti però concordi nel gustarli con bontà. Ok, buoni. Da ieri e fino al 6 di gennaio accompagneranno le tavole dei calabresi. C'è chi preferisce farli da sé e chi in tempo di consumismo e frenesia li compra già fatti. A Rende, ad esempio, sentite un po' quanti ne sono stati preparati solo alla vigilia dell'Immacolata. Più o meno siamo sui 1500. Un vero e proprio record, ma come tradizione vuole, ai Cudruried non si può rinunciare, uno tira l'altro. Siamo al calcio, un gol dopo pochi secondi ha sconvolto i piani del Cosenza, che era giunto al picco di La Spezia forte di 2 vittorie consecutive per cercare di continuare una striscia positiva e risollevare la propria classifica. È andata male dopo il gol, una reazione del Cosenza che non ha portato al pareggio e poi nella ripresa i liguri hanno dilagato, trascinati dall'ex David Okereke. Spesso sono stati i minuti finali quelli fatali per il Cosenza, qualche volta sono serviti a limitare i danni o addirittura a vincere una partita. Questa volta sono stati i secondi iniziali a condizionare l'andamento della gara, persa malamente al picco contro lo Spezia. La partenza a raggio della squadra di Marino avrà anche sorpreso i lupi, ma è stata la disattenzione sul primo corner a punirli severamente, imponendo l'avvio ad handicap. Lo spezzino Augello, indisturbato, ha tirato verso la porta di Perina, regalando ai padroni di casa un immediato vantaggio. Piani stravolti per la squadra di Braglia, rischio tracollo sulle foate offensive degli Aquilotti, pericolosi in un paio di occasioni, prima di sparire dai radar per tutto il primo tempo, o quasi, imbrigliati dalla propria metà campo da un Cosenza arrembante che ha mantenuto costantemente il possesso palla, giungendo però poche volte e in modo impreciso alla conclusione con Tutino, Bruccini e Baez. Una rincorsa senza premio per i rossoblù che, subito il raddoppio a inizio ripresa, si sono persi d'animo e in campo, andando in balia di un avversario sempre più determinato e trascinato da Davido Okereke, ritrovato dopo il sogno playoff in formato incubo. Suo il gol del 3-0 e lo spunto che ha dato il là al rigore trasformato da Ricci per il 4-0 definitivo che ha mandato a picco il Cosenza. Una vera batosta inattesa e dolorosa dopo le vittorie pesanti con Crotone e Padova. I lupi non aprono un ciclo, ma sono costretti a mettere da parte la delusione e le incertezze per tornare a far punti nelle 3 gare che li separano dal termine del girone d'andata. E domani in campo la Serie C, vediamo il quadro degli appuntamenti con Anna Franchino. Gare in esterna per 3 delle 4 squadre calabresi di Serie C. Il Rende, dopo lo stop casalingo con la Casertana, vuole riprendere la marcia di risultati positivi, a partire magari dalla trasferta di Matera. I lucani, ultimi in classifica, sono assetati di punti, ma Modesto deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Il match dovrebbe essere alla portata dei biancorossi, che in trasferta hanno un buon rollino di marcia, l'unica sconfitta è ad opera della Juve Stabia. Il Catanzaro, frenato in casa dalla Cavese, affronterà in trasferta la Virtus Francavilla, una formazione allenata da una vecchia conoscenza, Bruno Trocini, che però è chiamata a riscattare lo stop di Potenza. Tanti gli ex che si scontreranno in questo match, i precedenti sorridono ai pugliesi, ma mister Auteri spera di sfatare anche questo tabù. A Lentini la regina cerca il bis di successi dopo la vittoria in rimonta al Granillo. Gli Amaranto affronteranno la Sicura Leonzio, 4 i punti di distanza fra le 2 compagini in classifica, ma resta un po' di incertezza dal punto di vista societario, dove il presidente Praticò sta valutando le offerte fin qui giunte per l'acquisizione del pacchetto. Gara casalinga invece per la Vibonese, reduce da una vittoria ed un pari, che affronterà a Razza il Siracusa. Mister Orlandi ha chiesto massima concentrazione ai suoi, perché la sfida ha già il sapore di uno scontro salvezza. Un altro argomento: conferita una lettera di merito dall'Accademia Cisco a un giovane informatico cosentino, il 31enne, specializzato in cyber security, ha diverse esperienze alle spalle, fra cui quella di tecnico sistemista del nucleo elaborazione dati dell'esercito italiano. Lo abbiamo intervistato, sentiamo.
Carlo Antonio Gianotti, ex militare di Cosenza, fa di mestiere il tecnico informatico ed è riuscito a partecipare a questo corso che si è tenuto dal Ministero della Difesa, insomma, dove è riuscito ad emergere fra 41 partecipanti in 3, poi avete sostenuto questo esame finale e lei è arrivato al secondo posto. È stato un corso interessante, un obiettivo importante. Senza l'aiuto del Ministero della Difesa non saremmo mai riusciti a portare questi risultati a casa. Il merito va sicuramente al direttivo che ha coordinato questo progetto appoggiandosi sul SILD, e vorrei ricordare un ringraziamento particolare va al luogotenente Giorgio Fedele, al maggiore Gabriele De Paulis e al maggiore Ciliberti e all'assistente del luogotenente. È stato difficile, è stato un corso abbastanza selettivo, avanzato, totalmente in lingua inglese, si è appoggiato su questa accademia internazionale di didattica sull'informatica, appunto la SAISCO, per chi fa questo mestiere conosce questa realtà. È stata una cosa molto interessante. Lei ha portato in alto i colori della Calabria e le inorgoglisce molto questo suo secondo posto. Certamente sì. La notizia è stata portata avanti con orgoglio, ho visto, non pensavo, ha avuto un certo eco a livello regionale, e questo mi fa molto piacere. Più che altro io vorrei invitare anche gli altri ex militari come me a partecipare ai corsi del SILD, perché veramente il Ministero può darci una possibilità, può orientarci più che altro e accompagnarci al mondo del lavoro, ma alla base comunque deve esserci una formazione particolarmente avanzata. Questa formazione la possiamo trovare soltanto, per quanto riguarda l'informatica, in accademie di questo genere o in programmi di questo genere, in programmi didattici di questo genere. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Una perturbazione dal nord Atlantico sta impattando in pieno sui Balcani per terminare la sua corsa sulla Grecia. La sovrappagina più occidentale riesce a creare instabilità sul basso Tirreno, portando piogge sui settori più occidentali della Calabria. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani ampi spazi soleggiati alternati a velature la mattinata sul centro-nord della regione. Qualche nuvola residua la ritroveremo tra Vibonese e Reggino Tirrenico. Dalla serata parziale aumento della nuvosità lungo i litorali tirrenici, dove non si escludono locali deboli piovaschi. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani persiste una ventilazione moderata dei quadranti occidentali ovunque, tranne sul Crotonese, dove avremo venti deboli meridionali. I mari risulteranno mosso il Tirreno, localmente ancora molto mosso il settore Vibonese e Reggino, poco mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.